una rete per tempo il redivivo Raffadali sbanca il Comunale di Aragona e manda in crisi la squadra di Corrado Mutolo. Le reti sono state realizzate da Carbone al 33esimo e da Di Franco al 18esimo della ripresa. L'Aragona domina la prima parte di gioco e sfiora più volte il vantaggio con Scoperto, Daino e Ruvio. La difesa di Longo soffre ma non capitola. Ci pensa allora il Raffadale a sbloccare il derby. 33esimo, punizione di Ariel Ojeda, sempre vivo devia il pallone sulla traversa ma Carbone è in agguato e segna. L'Aragona prova a reagire con l'ottimo Ruvio ma la porta del Raffadale rimane inviolata fino al termine del primo tempo. Scarpinato non ce la fa, si infortuna e chiede il cambio. Dentro il giovane Di Benedetto. Nella ripresa l'Aragona cerca il pareggio e alza il baricentro, ma il Raffadale ribatte colpo su colpo. Al 18esimo l'attaccante Di Franco trafigge per la seconda volta sempre vivo. Aragona 0, Raffadali 2. I padroni di casa allora si catapultano in avanti per provare la clamorosa rimonta. Ci provano ancora Ruvio e Sorce, ma la mira è sbagliata. Il Raffadali in contropiede potrebbe arricchire il proprio bottino di reti, ma il risultato non cambia. La squadra di Gaetano Longo dunque si regala una domenica perfetta espugnando uno dei campi più difficili della categoria. L'Aragona invece per la seconda volta consecutiva non ottiene punti. Le interviste del dopogara di Giussi Terrasi. Siamo stati un po' sfortunati, un po' cattivi sotto porta, come invece dico durante la settimana quando proviamo delle situazioni di gioco, dico ai miei di stare sempre più concentrati perché poi la domenica dobbiamo essere bravi a sfruttare. E quello che dispiace è che un 2-0 che qualcuno può pensare che chissà che cosa, invece forse rispetto alle altre prestazioni casalinghe secondo me oggi abbiamo creato ma veramente molto di più, senza nulla togliere a Raffadali che si è fatto la sua onesta partita, non rubando niente, ha avuto le sue occasioni, le ha sfruttate, anche se sono state occasioni su palle inattive, però comunque bisogna fare i complimenti alla loro cattiveria sotto porta. Nonostante il risultato positivo, è stata una partita molto combattuta? Sì, è stata una partita come dici tu, però abbiamo avuto la fortuna che siamo stati bravi, nelle poche palle che abbiamo avuto palla gol abbiamo segnato. Loro hanno giocato bene, però alla fine l'importante è che abbiamo portato 3 punti. Abbiamo fatto una buona partita. Lasciamo tutto quello che è successo anche fuori dal campo, però loro sono stati più cattivi là davanti, sulle 2 palle più importanti hanno fatto gol. Moltissime occasioni mancate comunque. Sì, infatti questo, moltissime occasioni mancate, ma purtroppo è anche dalla scorsa partita che ci va tutto male. Abbiamo fatto fino adesso penso un buonissimo campionato, una squadra che è salita dalla prima categoria, si ritrova fino a 2 giornate fa al primo posto, penso che è per ora un buonissimo risultato. Peccato per queste due sconfitte, ma speriamo che dalla prossima partita si cambi di nuovo direzione. Le cose non sono andate per il verso giusto fino ad ora, oggi finalmente abbiamo fatto una prestazione gagliarda, abbiamo messo in rete quelle occasioni che ci sono capitate, invece altre volte era capitato che eravamo stati sfortunati ed è arrivato un buon risultato. Oggi i ragazzi hanno dato l'anima, era un derby tutto agrigentino, è andata molto bene per il Raffadale. Potevamo segnare qualche altro gol ma va bene così. Io credo che continuando su questo passo noi come dirigenti, come squadra ci avevamo dato un obiettivo che era quello di fare almeno 8 punti in 4 partite che sono le partite del mese di novembre. Già 2 partite le abbiamo giocate, le abbiamo vinte, siamo a 6 punti, quindi l'obiettivo lo stiamo raggiungendo.